Oggi in Veneto siamo al 25% di non vaccinati e al 75% di vaccinati. Man mano che questa proporzione sale, avremo in proporzione sempre più pazienti vaccinati. Ma se lei va a normalizzare sul totale dei soggetti vaccinati e non, vedrà che la percentuale di vaccinati che si ammala è molto bassa. E l'obiezione più frequente tra i Novax, l'esempio delle persone vaccinate contro il Covid che si ammalano e in certi casi finiscono addirittura in terapia intensiva. A Padova hanno voluto fare chiarezza utilizzando un concetto statistico, il paradosso di Simpson, secondo il quale gli stessi dati possono portare a conclusioni diverse a causa di altri fenomeni non presi in considerazione, le variabili nascoste. Il contagio tra i vaccinati non dimostrerebbe infatti l'inefficacia del vaccino, bensì che l'aumento dei contagi tra i vaccinati sia dovuto al fatto che il numero di persone coperte supera di gran lunga quelle non vaccinate. E il vaccino, si sa, non immunizza al 100%, ma chi non lo riceve ha più possibilità di sviluppare una forma grave della malattia. Il paziente vaccinato è più a rischio quando ha un'età più avanzata, quando ha delle comorbidità. Quello che il vaccino mi fa è di limitare in maniera enorme il rischio di avere gravi conseguenze. Dall'ospedale di Padova il professor Navalesi ribadisce anche un altro concetto, la durata della degenza media dei pazienti Covid in terapia intensiva, dati alla mano, è stata il doppio rispetto ai pazienti non Covid. L'impatto sul sistema è stato enorme, questo ha fatto saltare molti interventi di chirurgia programmata.